nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, la luce da parte di Dio nostro Padre e del suo Figlio Gesù Cristo, nato per noi, sia con tutti voi. Viviamo questo mistero del Natale nella gioia, nella letizia, ma anche nella condivisione e compassione con tanti credenti della terra che vivono nella sofferenza, certamente non nella gioia e nella serenità. E lo facciamo perché il nostro Natale sia vero, come Gesù che ha condiviso a Betlemme la sua nascita con i poveri, con gli ultimi, con gli emarginati. Prima di celebrare l'Eucaristia riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria. O Dio che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Ripetiamo insieme. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno acclamate davanti al Re, il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? E ancora, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorano tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui. Eppure il mondo non l'ha riconosciuto. Venne fra i Suoi, e i Suoi non l'hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati.
Ed il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Parola del Signore. È il profeta Isaia che l'ha fatta padrona in questo tempo di Natale, perché il Natale realizza la profezia di Isaia tanti secoli prima di Cristo, l'attesa di un Salvatore, loro che erano dominati da tanti popoli, saccheggiati, deportati, l'attesa di una luce, vivevano delle tenebre esistenziali, storiche. E infatti ci ha detto, questa notte il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Eppure quest'anno questa luce offuscata dalla guerra, dal sangue nella terra di Gesù. Ed è consolante il sogno di Isaia che abbiamo invece appena ascoltato, dove dice: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. E allora oggi in questa Eucaristia, assieme ai cristiani di tutto il mondo, come ci ha invitato Papa Francesco, veramente chiediamo al Signore che venga questo messaggero di pace in tutto il mondo, in particolare nella sua terra. Dicevo prima, come possiamo oggi dimenticare il Natale del Signore, questo grande mistero di salvezza, Dio che si fa uomo in un bambino, come possiamo dimenticare le migliaia, dicono 5.000 a Gaza, di Gesù bambini, di bambini innocenti che sono stati uccisi. E se i pastori, come è stato annunciato nel Vangelo di Luca questa notte, sono rimasti storditi dal freddo, confusi dal sonno, perché vivevano con le pecore all'aperto quando l'angelo ha portato l'annuncio: venite, venite che è nato il Salvatore. Ecco, se i pastori erano così spaventati, increduli davanti a tanta luce, noi credo siamo storditi già da ciò che avviene in questo nostro tempo, non luce ma tenebre sull'umanità. E per stare nell'immagine dell'ambiente circostante Betlemme, questo villaggio, un'umanità anch'essa desertificata di amore, di valori, di rispetto e della pace. E proprio in questi giorni il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha detto, che è un ottimista, coi piedi per terra, ma è un ottimista, ha detto: ci sono ferite profonde, ci vorrà tempo per ripensare il futuro. Immaginiamo ci vorrà tempo per rivivere la pace e la serenità, non dei Natali passati vissuti a Betlemme in Terra Santa, ma del Natale dell'anno scorso, perché tutto è avvenuto in un momento. E allora è forte e vera la parola dell'Evangelista Giovanni che ci è stata ora proclamata, che ci ha detto: il Verbo Gesù venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Certo, la sua gente sono i suoi contemporanei di 2000 anni fa, ma la sua gente siamo anche noi, è l'umanità di oggi, che non accoglie più Dio, o per stare con le parole di Benedetto XVI, vive come se Dio non esistesse. E nonostante tutto questo che c'è nel mondo, ma che c'è anche nel nostro cuore, nelle nostre comunità, è Natale. Gesù viene, nasce per noi, come abbiamo sentito da Isaia, diceva: perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il potere e il suo nome sarà Consigliere ammirabile, Dio potente, Principe della pace. E quando Isaia dice per noi, non è un noi generico,
ma vuol dire per te che mi ascolti, per me, per ciascuno di noi è nato un Salvatore. Per noi che siamo mendicanti, cercatori di un senso nella vita, per te che magari grazie agli anni di isolamento della pandemia ti sei fatto l'alibi che si possa vivere in fondo senza Dio, senza la Chiesa, senza la Messa, pur trovandoti oggi qui a celebrare il Natale, ma in una tradizione che è quasi ormai evaporata dal cuore della nostra società, ma anche dal cuore dei cristiani. Lui viene per noi, viene per te, per me, come è venuto 2000 anni fa per gli ultimi, per i pastori, per i perdenti, che erano degli scomunicati, tagliati fuori dalla società, dei barboni diremmo oggi. E allora ecco l'invito che ti fa oggi il Signore. Cogli questo momento di grazia, cogli il messaggio che oggi hai sentito. Non archiviare il Natale, non è un carnevale. Non archiviare il Natale, non bruciarlo nell'arco delle sue 24 ore. Come i pastori di Betlemme, lasciati avvolgere dalla luce e va a vedere il segno che Dio ci ha dato e ci dona nella quotidianità della nostra vita. Non segni eclatanti, miracoli, vedere Madonna. Il segno è nell'umiltà del presente, il segno è nel quotidiano. E tante volte, umanamente parlando, non è un segno positivo, però dietro anche l'amarezza, la sofferenza, la negatività, perfino la morte, ecco c'è un messaggio di grazia, c'è un messaggio di bellezza. Gesù nasce in mezzo a noi, egli è l'Emanuele, il Dio con noi, e Gesù viene per rubarci nulla, ma per donarci tutto. Si dona a Betlemme come si dona sulla croce. Viene per accompagnare il nostro vivere quotidiano, per condividere tutto con noi, gioie e dolori, specialmente i dolori, speranze e inquietudini. E nasce, ci dice il Vangelo di Natale, al freddo, povero con i poveri, proprio come i bambini ucraini, i bambini palestinesi di Gaza, i bambini poveri di tutto il mondo, questa umanità innocente. Così viene il Signore. Viene bisognoso di tutto e bussa alla porta del nostro cuore per trovare prima di tutto accoglienza, per trovare riparo, per trovare ancora un po' di calore umano. Lo dicevo anche questa notte. Veramente mai come quest'anno mi sono giunte tantissime foto di bambini e di genitori, di coppie che ho sposato in questi ultimi anni. Anche domani battezzerò a Gorizia Luca. Eppure, guardando questi volti bellissimi di bambini, non ho potuto non pensare, l'abbiamo visti tutti, questi volti terrorizzati dei bambini in mezzo alla guerra, che hanno perso tutto, la casa, gli affetti, i genitori. E non ho potuto non pensare a quella bellissima preghiera che mi commuove sempre, di Giovanni Paolo II, con la quale concludo, e che dice così: asciuga, bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli, accarezza il malato e l'anziano, spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace. Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei tu, divino bambino di Betlemme, che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei tu il vero e unico Salvatore che l'umanità spesso cerca a tentoni. Dio della pace, dono di pace all'intera umanità. Vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia. Sii tu la nostra pace e la nostra gioia.
Sii tu, Signore, veramente la pace del mio cuore. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per Lui compie la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si incarnato nel seno della Vergine Maria. Per noi sotto Ponzio Pilato morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, con gioia e gratitudine ci rivolgiamo al Padre che ha mandato suo Figlio Gesù a rinnovare l'umanità e a riunirla in una sola famiglia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre. Per la Santa Chiesa, annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha aperto nuove vie di libertà e di pace. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per gli ultimi, gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa di guerre e povertà. La tenerezza con cui Maria accodiva il tuo Figlio suscita nelle comunità cristiane atteggiamenti di benevolenza e di cura. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Padre. Per gli ammalati e anziani della nostra comunità parrocchiale, in particolare per chi è solo e forse si sente un po' abbandonato, perché possono sentire la vicinanza del Signore, anche per i nostri segni di amore e fraternità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti, rimanga nei nostri cuori l'annuncio di pace, cantato con gli angeli, e ci aiuti a fare della nostra vita una quotidiana lode. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Ascolto, Padre, le nostre invocazioni e concedici di riconoscere nella nascita del Cristo tuo Figlio, dal grembo della Vergine Maria, la tua inesauribile bontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, Padre, questo sacrificio, dal quale venne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origini la pienezza del culto divino, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente dell'Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine di cori celesti, cantiamo con voce incessante la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo l'amore del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua gloria. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. In particolare ti affidiamo Mariangela e Patrizia. E nella tua misericordia di tutti i defunti,
mettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore è presente in mezzo a noi, con la fiducia dei figli preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci la sua pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donaci la pace. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il tuo corpo santo, Signore Gesù, ci custodisca per la vita eterna.
consiglio pastorale, porgo gli auguri di un buon Natale, di buone feste a tutta la comunità. E un ringraziamento in particolare, non ho preparato la lista, quindi nessuno si sente escluso, a tutte le persone che hanno collaborato in qualunque modo alla preparazione di questa festività, anche in tempi non facili, perché va detto che non sono più 10, 15, 20 anni fa. E un ringraziamento particolare ai cori, al Polifonico che ieri sera ha accompagnato la messa della notte, al coro della CR e anche ai Chantors che canteranno domani come tradizione alle 11. Un augurio particolare ai nostri sacerdoti e rinnovo il ringraziamento a tutti quelli che hanno operato in questo periodo di festività. Aggiungo così alcuni avvisi. Venerdì 29 dicembre ci sarà una gita per vedere i presepi in Veneto. Ecco, ci sono ancora alcuni posti. Noi saremo ospiti dell'unità pastorale di Lucinico e Mossa, andremo tutti insieme. Chi desidera basta un messaggio sul mio cellulare o dopo messa, insomma ci sono dei modi per comunicare la propria presenza e partecipazione. Domenica prossima la messa delle 11 sarà, per coincidenze di calendario, anche di ringraziamento per l'anno civile che si conclude, quindi ci sarà il canto del Te Deum, ma sarà anche la festa degli anniversari di matrimonio. Ecco, in questi giorni arriverà la lettera a casa a coloro che proprio hanno l'anniversario. Una festa chiaramente che si contraddistingue come festa della famiglia, essendo anche la domenica della Sacra Famiglia. Su Voce Isoltina, che trovate in fondo, ecco, magari oggi, almeno il giorno di Natale, prendiamola per leggere, dico almeno una volta all'anno, le parole, il pensiero dell'Arcivescovo. Ecco, c'è il messaggio di Natale dell'Arcivescovo, ci sono delle pagine che spiegano il significato della Marcia della Pace, che è italiana, nazionale, che l'ultimo dell'anno quest'anno verrà ospitata da Gorizia, con una marcia da Oslavia a Nova Gorica. C'è già una piccola rappresentanza così della nostra comunità che parteciperà, ma chi desidera può avvisare per partecipare, eventualmente anche solo alla messa nella cattedrale di Nova Gorica alle 21, che sarà in diretta su TV 2000. E poi c'è la cronaca parrocchiale, ci sono diverse cose sul settimanale diocesano. In fondo alla chiesa, chi desidera, c'è l'ormai tradizionale calendario di Don Tonino Bello, che è stato uno dei promotori, presidente di Pax Christi di questa marcia, calendario che sarà anche in cattedrale a Nova Gorica al 31, ma chi desidera lo trova già in fondo. Ecco, un augurio di buon Natale, di giornate di serenità, buon Natale a tutti, che sedi un momento di pace, da famiglia, da comunità, Veseu Bosic, mir in dobro, che significa l'augurio francescano, pace e bene. Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Beata Vergine Maria, ci benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
serviamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Ancora a tutti buona festa di Natale.
Padre,